Busto Arsizio, Luca Borsa, Bustocco, è diventato il nuovo portavoce della SAZ Italia, cioè l'associazione che accorpa gli autori dei giochi da tavolo. Luca, ci spiega un po' che mondo è quello dei giochi da tavolo? Certo, il mondo del gioco da tavolo moderno è un mondo che sta crescendo veramente a due cifre, e anche in questo momento di pandemia, tra l'altro, il gioco da tavolo è stato riscoperto e quindi la voglia anche di socializzare è stata tanta, ed è un mondo veramente fatto di tantissime persone, tantissimi operatori. Non ci sono soltanto gli autori che sono così i creatori di questi mondi in scatola, ma poi c'è tutta una serie di figure: gli illustratori, gli editori stessi, i distributori, ma soprattutto i giocatori finali, che stanno in Italia sempre di più crescendo. Infatti lo notiamo dalle tantissime manifestazioni che tutte le settimane praticamente nascono in Italia, e le più importanti come Play a Modena o Lucca Comics and Games o Gioca Aosta hanno veramente un pieno di giocatori, di famiglie, di appassionati che aprono le scatole, si siedono insieme e si divertono. In barba a tutto quello che ci propongono online? In barba a tutto quello che ci propongono online, l'online serve. Molti giochi sono anche online, devo dire. In pandemia soprattutto Board Game Arena, che è proprio un sito dove si può giocare online, è esploso, perché chiaramente i giocatori non potevano trovarsi tra di loro. Certo. Ed è un modo anche di provare i giochi e magari provarli prima per poi comprarli dopo. Quindi diciamo che non dobbiamo demonizzare il digitale, ma dobbiamo usarlo bene. Questo secondo me è fondamentale. Però c'è voglia di mettersi appunto intorno a un tavolo e riscoprire la voglia di stare insieme. Assolutamente, e noi anche come SAZ Italia cerchiamo di valorizzare i nuovi autori, anzi promuoviamo sul territorio queste Idea G, che sono degli incontri di autori di giochi dove ci si scambiano le idee, si provano i prototipi, si danno consigli, e ci sono delle idee G ormai in tutta Italia, che le chiamiamo quelle territoriali, e poi ogni anno ce n'è una nazionale, di solito a Parma. Quest'anno dovremmo riuscire a farla in primavera, Covid permettendo. Certo. Che raduna un po' così, sono i nostri stati generali, no? Facciamo un po' il punto della situazione, ci troviamo tra autori in maniera molto costruttiva e mai così di gelosia. Sapete che un po' certo. I creativi spesso amano le loro idee e non le condividono. Invece in questo mondo la condivisione fa la differenza, e anche il fare le cose insieme. Io ad esempio ho fatto tantissimi giochi, ma quasi tutti, anzi praticamente il 90%, con altri autori, e soprattutto con Luca Bellini, che cito sempre perché certo. è il mio amico, socio, persona squisita, e che spesso dice cose anche più intelligenti di me. Grazie Luca, grazie mille. A voi. Grazie.